Buon di sabato pomeriggio, benvenuti alla 13ª puntata. Un abbraccio a tutti quanti voi a casa da Cusano Italia TV 122 del Digitale Terrestre. Io sono Gio Di Sarno e siamo, come ho detto prima, alla 13ª puntata. 13 è un numero che di solito dovrebbe portare bene. Io che sono napoletana un po' superstiziosa. Sapete, per chi ci segue, che questo programma dura 3 ore, 3 ore di diretta e abbiamo tante rubriche, Io Starte Libri, Sapore di Cinema, Pittori a confronto, l'Immigrante che vi ha tenuto, spero, compagnia per tante puntate nell'anno che è passato, ma iniziamo come sempre con il nostro contest Io canto per. Sigla! E come sempre in questo spazio c'è un padrino che accompagna questi giovani talenti e con me Giuseppe Lavore, presidente del premio Eleonora Lavore. Buon pomeriggio a tutti, grazie Gio, grazie a tutti. Benvenuto Giuseppe. Padrino a me è una parola pesante. Padrino, lui è siciliano, padrino. Però bisogna, questi cantanti devono cantare bene. Padrino è colui che battezza. Ah, ok, quindi non so se è chiaro. Dire, è chiaro, perché qui bisogna sempre stare attenti. Complimenti, io faccio un grande saluto al mio amico Mi fraterno. hai spoilerato il saluto che avrei fatto, il nostro maestro Alex Parravano, sempre con noi. Abbiamo questi applausi un po' così, perché a volte io dico non applaudite e loro non applaudono, oppure dico dovete applaudire e allora adesso non sapevano, metà hanno applaudito e metà no. Certo. Tu l'hai sentito questo applauso? No, non l'ho sentito, lo rifacciamo un bel applauso. Come nelle piazze! Sai che io amo da morire le piazze, io farei tutto nelle piazze perché il calore che c'è nelle piazze non c'è, trasferirlo anche in televisione come fanno. È difficile, ma tu lo fai bene comunque perché fare 3 ore di live, voglio dire, facciamo un grande applauso. Vabbè, non lo faccio solo io, non è poco, siamo in tanti. Poco. Vedi Alex come si sbraccia. Allora tu sai il tuo compito qual è di ascoltare certo. questi ragazzi e magari dare un consiglio dall'alto della tua esperienza e poi più avanti parleremo del tuo premio che quest'anno è giunto alla 11ª edizione nazionale, sì, siamo ancora qui. Soddisfatto? Sempre. Portando avanti il nome di mia sorella per me è un grande onore. Quindi... Infatti dopo ne parliamo, sì. io già ne ho parlato anche in altre puntate. Ho seguito e vi seguo sempre. Sei stato anche ospite all'Immigrante appunto proprio per raccontare nei minimi dettagli come è nato questo premio che ripeto dà spazio a tanti giovani talenti e comunque si vedono anche in giro ogni tanto fai qualche annuncio. Ha spiccato il volo. Ha spiccato il volo e noi siamo contenti. Quindi possiamo partire con il primo cantante. Vi ricordo che le votazioni possono partire solo dopo l'esibizione di tutti e 4 i ragazzi. Chi vota prima purtroppo fa perdere quel voto al suo beniamino. Quindi diciamo che le votazioni partiranno tra una ventina di minuti, più o meno. Avete 2 ore di tempo, quindi c'è tutto il tempo per votare con calma. Non vi affaticate, con calma, piano piano. Partiamo con il cantante, con la cantante con il codice 01, Proud Mary Nicole. Io canto per things that might happen. 'Cause big wheel keep on turning. From Mary
codice 01. Nicole, grazie Nicole, ti puoi accomodare. E adesso con il codice 02 con il brano Inferno, Crifia. Io canto per Ho visto il diavolo versare lacrime. L'inferno è casa per chi non sa piangere. E non lo so se c'è bene nel male tradire e pensare che anche un angelo senza ali rischia di cadere. Ho paura del buio da quando sono solo. Ho paura di chissà cos'è una pistola. Ho paura di chi con le mani prima ti accarezza poi stringe la gola. Ho paura dei tuoi occhi, di che effetto fa se vivi dentro gli altri, brucia l'anima. Ho visto il diavolo versare lacrime. L'inferno è casa per chi non sa piangere. E non lo so se c'è bene nel male tradire e pensare che anche un angelo senza ali rischia di cadere. Ho visto la verità negli occhi dei bugiardi, ho perso ogni dignità agli occhi dei più grandi. Siamo soli in mezzo a un mare di squali, ci lecchiamo le ferite dalle mani. Non lo so che faccia il diavolo, c'è un cuore avido, se ha ferite sotto pelle che non sa curare, se ha mai sofferto per amore non sa amare. Ho paura del mare, dell'acqua alla gola, ho paura di chi sa parlare alla luna. Ho paura di chi non perdona, di chi ti accarezza col sangue che cola. Ho paura dei tuoi occhi, di che effetto fa se vivi dentro gli altri, brucia l'anima. Ho visto il diavolo versare lacrime. L'inferno è casa per chi non sa piangere. E non lo so se c'è bene nel male tradire e pensare che anche un angelo senza ali rischia di cadere. Anche un angelo senza ali rischia di cadere, di sprofondare, di farsi male, di non tornare a galla più per respirare. Ho visto il diavolo versare lacrime. L'inferno è casa per chi non sa piangere. E non lo so se c'è bene nel male tradire e pensare che anche un angelo senza ali rischia di cadere. Crifia con il codice 02, ti puoi accomodare, grazie. Tutto bene Giuseppe? Benissimo, se iniziamo così alla grande direi. Siamo a metà dell'opera per perfetto. quanto riguarda questo blocco, diciamo Perfetto. così. Con il codice 03, con il brano Grace Kelly, Marco Soncina. Io canto per The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again. Do I attract you? Do I repulse you with my queasy smile? Am I too dirty? Am I too flirty? Do I like what you like? I could be wholesome, I could be lonesome, get some a little bit of shine. Why don't you like me? Why don't you like me? With making me try. I try to be like Grace Kelly. Why do the looks sweat too sad? So then I try a little Freddy. I've got an identity mind. I could be brown, I could be blue, I could be violet sky, I could be a handful, I could be bumble, I could be anything you like. Gotta be green, gotta be mean, gotta be everything more. Why don't you like me? Why don't
don't you like me? Why don't you walk out the door? Getting angry doesn't solve anything. How can I help it? How can I help it? How can I help what you think? Hello my baby, putting my life on the brink. Why don't you like me? Why don't you like me? Why don't you like yourself? Should have been awful, should have looked cold and just to be putting yourself. I try to be like Grace Kelly, but it looks way too sad. So then I try a little Freddy. I've got it empty tonight. I could be brown, I could be blue, I could be violet sky, I could be a apple, I could be purple, I could be anything you like. Gotta be green, gotta be mean, gotta be everything more. Why don't you like me? Why don't you like me? Why don't you walk out the door? Say what you want to satisfy yourself. Yeah! You only want what everybody else says you should want. You want. I could be brown, I could be blue, I could be violet sky, I could be a apple, I could be purple, I could be anything you like. Gotta be green, gotta be mean, gotta be everything more. Why don't you like me? Why don't you like me? I walk out the door. I could be brown, I could be blue, I could be violet sky, I could be a apple, I could be purple, I could be anything you like. Gotta be green, gotta be mean, gotta be everything more. Why don't you like me? Why don't you like me? Walk out the door. Woo! We're leaving. Kelly, Marco Soncina, grazie Marco, ti puoi accomodare. Mentre Marco cantava qui stavo saltando tutto, il tavolo per aria. Bellissimo, ma io vedo che ti diverti tanto, tu secondo me questo programma lo farai tutti i giorni avanti. Io in questa prima parte cerco di non parlare perché non voglio influenzare nessuno, però mentre Marco cantava ma anche mentre loro lo guardavano è quello che succede tutte le volte, anzi ho pensato che dalla prossima puntata mi voglio organizzare con la regia perché non l'ho pensato prima, ma quando ho l'emigrante della giornata voglio i ragazzi con me, perché la storia di oggi dell'emigrante è il nostro caro amico, non vi svelo il nome altrimenti diciamo abbiamo finito di fare il programma, merita di essere ascoltata soprattutto dai giovani, perché la mia felicità, credimi, più grande, al di là del programma, io sono felice di stare qua, ci mancherebbe, però è tutta la preparazione durante la settimana. Io durante la settimana questi ragazzi me li vivo anche se non li conosco, vado nelle loro vite, nelle vite dell'emigrante ed è proprio bello secondo me questo sguardo che loro ti facevano mentre cantavi. Questo l'avrei voluto dire dopo, però è successo adesso e quindi sono felice di trasmetterti questa emozione subito, cosa che devo dire che succede quasi in tutte le puntate, quando i ragazzi cantano tra di loro, si guardano e c'è questa bella salotti, non l'avremmo dovuto dire adesso perché ripeto non voglio influenzare nessuno. Allora con il codice 04 non me ne voglia nessuno, ti dico che aria. Abbiamo detto il suo codice del codice ragazzo, 04, l'ho detto, della ragazza, di del tutti. ragazzo, tu okay, fai il presidente del premio all'amore che io faccio la non ricordavo qual era che io faccio la 03 01, 02, 03 e lei 04. Okay, 04 e per ripeterli così ascoltano. Sì, non ti preoccupare, vai. Vorrei restassi qui, non andare via. Vorrei che non scappassi, amore mio. Vorrei non ti perdessi nella notte mia, ti accarezzerò sul letto di narcisi. Non aver paura.
volte avrei voluto scriverti ancora. Quanti momenti impressi nella mente mia, quante poesie ti vorrei ancora dedicare. Se solo il mare potesse ascoltare. Giù nel mondo delle nuvole, con te ci andrà, con te ci andrà. Ehi, giù nel mondo delle nuvole, con te ci andrà. Vorrei che tu restassi, dai che non fa male. Vorrei non ti ferissi, potessi fermarti. Dai, non scappare, ti proteggerò, non puoi dimenticare. Codice 04 Aria, ti puoi accomodare? Aria, adesso andiamo a rivedere tutti i ragazzi con le schede. Prego la regia di darmi subito Nicole con il codice 01 Proud Mary, eccola. Mentre con il codice 02 Crifia con Inferno. Codice 03 Marco Soncina Grace Kelly. Codice 04 l'abbiamo sentita appena adesso, Aria con Ti dico che. Il numero su cui votare solo con messaggini WhatsApp è il 342 627 5717. Mi raccomando, da questo momento avete 2 ore per votare, quindi non c'è problema, perché di solito a volte votano prima e poi noi siamo costretti ad annullare e tu che hai un premio sai cosa significa, bisogna essere integerrimi, precisi. Dunque da questo momento potete votare, vi potete come dire, voi sfogare da casa e voi vi potete sfogare qui. Intanto grazie che vedo delle belle facce oggi sorridenti e molto carine, diciamo, tra di voi non vi conoscevate, giusto? Vedi? Quindi nascono anche nuove amicizie. Vero è? Perché lui è siciliano, giustamente. Quindi un primo, come dire, allora, analisi di questi ragazzi. Analisi non ne facciamo, non siamo all'ospedale, noi possiamo dare consigli naturalmente. Consigli sono, che consiglio vuoi dare? Sicuramente il livello è diverso fra i partecipanti, si capisce che alcuni di loro hanno già esperienza, hanno canzoni edite inedite, perfetto, poi si capisce anche l'esperienza che può avere uno in confronto all'altro, quindi diciamo che il giudizio che consiglio non è mai giusto, perché se uno è alle prime armi, io ti posso dire, esempio, la tua interpretazione, come nome, ricordamelo, codice 1. Nicole, codice 1, giusto? 01, perfetto, sì. 01, si ricordiamo, votate. Sì. Cioè, Nicole, io dico sempre, una canzone, una musica deve abbracciare il corpo. Tu l'hai fatto ma non al 100%, sicuramente forse non hai tutta questa esperienza ancora dietro le spalle, non lo so, però voglio dire, sicuramente i palchi, anche la televisione, interagisce molto nello stato d'animo anche di chi si espone, no? Poi la televisione comunque emoziona tantissimo tutti, rispetto a un live. Emoziona a me, poi io lo voglio ripetere perché dire. Qualcuno poi ce lo dice, allora per non trovarci, come dire, bugiardi, noi in questa prima fase di questa vetrina concorso siamo, tra virgolette, costretti a cantare in playback per un motivo tecnico, che però nella fase di ritorno sarà live. Però vi posso assicurare che tutti i ragazzi qui all'interno della televisione degli studi cantano anche sul brano, noi li sentiamo, quindi infatti, che era uguale comunque. No, ma sai che sicuramente si rende di più dal vivo, perché c'è un'altra emozione. Ma anche per loro è più difficile fare quello che hanno fatto. Il movimento che dicevi tu a volte viene anche bloccato purtroppo dal playback, che è un altro mestiere ancora, che non è facile. Non è detto che chi è bravo a fare una cosa deve essere bravo poi a farne un'altra. Certo. Io canto per Aria, io canto per cosa canti? Io canto per passione, perché la musica è l'unico rifugio dove se tutto va male io posso salvarmi in qualche modo.
Ecco, alla tua giovane età cosa può andare male? La vita di tutti i giorni, la scuola, una litigata con la famiglia, qualche amico. Beh, che potrebbero sembrare cose banali, ma certamente a quest'età sono macigni, ovviamente. Quindi diciamo tu come dire, ti sfoghi anche con il canto. Io mi molto attraverso la musica. Alcune cose Metti il microfono più vicino. Alcune cose faccio fatica a dirle spesso e volentieri, mentre invece quando scrivo i testi è tutta un'altra cosa. Perché questo brano, L'ho scritto io. musica e parole, sono tue? Bravissima, quindi doppio Complimenti, applauso. certo. Marco Soncin, io canto per... Beh, allora, io ho iniziato a cantare da piccolino, perché è stato, vabbè, io parto dal presupposto che sono di SA, Di dove sei tu? di Brescia, sono bresciano. Mi sono trasferito a Roma da un annetto più o meno. Sai che con le immigranti sto sempre a cercare da dove beh. vieni. Me li vado a cercare fino a casa, me li vado a chiamare. No, insomma, io sono, come ho detto, DSA, quindi dislessico, disgrafico e discalculo, no? Ed è stato un problema che però mi hanno diagnosticato tra virgolette, in quinta superiore. E diciamo che la musica in quelle fasi lì dove un bambino si vede diverso dagli altri per questo motivo, e questo dà un senso di inadeguatezza, no? di essere sbagliati, e da lì alla fine che nasce, è stato uno dei pochi modi, anzi forse l'unico che avevo per essere accettato, no? Perché alla fine gli altri bambini vedevano e dicevano beh dai, Quindi però anche per te bravino. in qualche modo è stato un rifugio. Sì, poi andando avanti ho capito che effettivamente non era un modo per sentirsi accettati, ma effettivamente era una cosa che a me dava tanto, mi faceva donare soprattutto tanto a tante persone. E a seguito poi di una malattia che ho avuto, per cui dopo sono guarito, ho deciso di prendere questa cosa per aiutare magari le persone che hanno il mio stesso problema o hanno avuto il mio stesso problema. Guarda, approfondiamo nella seconda parte perché i minuti stanno Subito, vai. passano velocemente. E sono logorroico, se no. Non ti va benissimo, però dopo ci torniamo, mi fa piacere sapere qualcosa di più. Invece Crifia, che il suo vero nome è? Sofia. Vicino al microfono. E io canto per... Io canto per me stessa e per gli altri, per aiutare a superare soprattutto i momenti difficili agli altri. Infatti sei i miei testi, giovanissima, hai 16 anni, diciamolo. i miei testi sono molto autobiografici e parlano di me, ma anche di cose che si vivono tutti quanti i giorni Il nell'adolescenza. brano l'hai scritto tu, musica e parole? Il brano non l'ho scritto io, l'ha scritto la mia autrice, però ho partecipato alla scrittura del brano, come è mio solito fare sempre, Metti lo zampino. per, come si per- suol per dire. farlo diventare proprio mio. Invece Nicole, che il suo vero nome è? Nicole. Io canto per... Nicole, che si chiama Nicole. Perfetto, quindi non si sbaglia. Non ci sbagliamo. Non ci sono errori. No. Io canto per passione, la musica è una cosa molto importante per me, e mi aiuta nei momenti difficili anche a me, ed è una cosa che voglio condividere con gli altri. Ragazzi, io vi ringrazio, abbiamo già finito questo primo blocco, noi ci troviamo subito dopo con le migranti, ma con loro alle 17:30, spero di aver detto bene, sì, a tra pochissimo con di sabato pomeriggio.